Buonasera cari telespettatori, buonasera qui dalla redazione Alto Adriatico da Portogruaro. Apriamo come sempre con riguarda la Dexion di Cinto Cao Maggiore, società che sta vivendo un momento molto difficile. C'è un presidio da parte dei lavoratori. Sentiamo le ragioni appunto della protesta e della preoccupazione per decine di famiglie. Allora, siamo qui tutti noi lavoratori della Dexion, come vedete insomma sono oltre 10 giorni che i lavoratori fanno un presidio davanti alla fabbrica. Il motivo qual è? Che il giorno 4 novembre, quando abbiamo chiesto un incontro all'azienda in provincia di Venezia, assieme all'assessore provinciale Paolino Danna, l'azienda ci ha confermato purtroppo il fatto che ha intenzione dalla data odierna, cioè dal 4 di novembre, a smantellare l'azienda. Da quel giorno lì abbiamo iniziato un presidio che è iniziato quel giorno lì e andrà avanti finché non avremo delle risposte alternative a quello che ci hanno detto loro. Per loro adesso è finito, non esiste più, ci siamo attività e la cosa è veramente assurda, anche perché insomma la Dexion è un'azienda che fa parte di una multinazionale americana, la quale quando è venuta qua a acquistare l'azienda aveva promesso delle cose. L'anno scorso stesso aveva promesso che avrebbe continuato ad investire sulla fabbrica. Cinto senza la Dexion non so che futuro può avere. Qua noi siamo su un territorio del Veneto orientale, che è un territorio molto colpito dalla crisi. Probabilmente insomma accade quello che accade in tanti posti in Italia, che le multinazionali americane vengono qua, acquistano il mercato, poi una volta acquistato il mercato prendono, chiudono e vanno da un'altra parte. Noi oggi non stiamo parlando di un'azienda in crisi, noi parliamo di un'azienda che bene o male è consolidata, un'azienda che già l'anno scorso ci aveva raccontato delle balle. L'anno scorso l'azienda ha ristrutturato, ha mandato a casa 21 lavoratori, garantendoci una cosa però, che questa scelta qua, che per loro era solamente un taglio di un ramo secco, avrebbe portato un beneficio all'azienda, che avrebbero continuato ad investire sul freddo, refrigerazione, perché qua si fanno frigoriferi. E la cosa diciamo che è anche andata in porto, nel senso che nell'ultimo anno ci sono stati fatti tanti investimenti, linee nuove, abbiamo un prodotto nuovo, che tra l'altro è anche un prodotto innovativo rispetto alla nostra concorrenza. La battaglia della Dexion è una battaglia che va fatta da tutta quanta il territorio del Veneto orientale, perché non può passare il fatto che assistiamo innocui al fatto che le multinazionali vengano qua, si prendono il mercato e poi scappano via. Il Veneto orientale è una zona colpita tanto dalla crisi, la Nova Pansac, il Linificio, ACO e adesso ne arriveranno anche altri, Se non ci mettiamo di traverso, se non facciamo qualcosa, io penso che veramente avremo un problema veramente sociale grave nel nostro territorio. Ecco perché la battaglia della Dexion deve essere la battaglia di tutta quanta la politica e la cittadinanza del Veneto orientale. Già qui abbiamo 65 famiglie in strada e la cosa andrà avanti. Ecco perché noi chiediamo veramente alla politica tutta, dal centro-sinistra al centro-destra, che ci dia una mano, perché noi ribadiamo un concetto, che se l'azienda ha intenzione di presentarsi a Roma confermandoci il fatto che chiuderanno l'azienda, beh insomma sta cosa qua continuerà, anzi sarà sempre di più sta cosa qua, continueremo sempre con più forza, perché è inaccettabile quello che sta accadendo. Abbiamo bisogno che la politica tutta si unisca e cerchi di combattere questa ingiustizia immane qua, perché altrimenti il territorio del Veneto orientale veramente ne uscirà veramente frantumato da questa maledetta crisi.